Sotto lo stesso cielo è il titolo della campagna tende di AVSI per il 2019. Ogni anno l'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, che opera in 31 paesi del mondo con progetti di cooperazione allo sviluppo, promuove una raccolta fondi attraverso la sua rete di sostenitori, indirizzando le risorse raccolte verso alcuni luoghi specifici. Per l'edizione 2019 sono stati scelti progetti di avvio al lavoro in Burundi e Kenya, per l'accoglienza di migranti venezuelani in Brasile, per offrire cure gratuite in Siria e per quel che riguarda l'Italia per sostenere il lavoro delle Suore della Carità dell'Assunzione, una congregazione religiosa nata in Francia e oggi presente in diverse grandi città italiane, con case nei quartieri periferici e un piccolo nugolo di suore impegnate ad assistere nelle case famiglie in difficoltà, come a Torino, nel quartiere di Borgo Vittoria, da dove viene Michele, 27 anni, oggi infermiere. Attraverso la loro carità entrano nelle case di ognuno, perché la loro prerogativa è di cercare di rispondere al bisogno della persona e attraverso un'infinità di modi, dal aiutarli a sistemare la casa, a farli da mangiare, piuttosto che tenere bambini e i figli quando non c'è la possibilità di portarli da un'altra parte o di andarli a prendere a scuola. E infatti aiutano anche i bambini e i ragazzi più grandi nello studio, oppure rispondono al bisogno di cure, perché ci sono molte persone malate e alcune di loro sono infermiere e quindi erogano un'assistenza infermieristica domiciliare. Che cosa ti colpiva di loro guardandole quando eri bambino? Quello che mi colpiva era principalmente il loro sguardo che avevano verso le persone, che le guardavano come erano, senza pregiudizi, senza avere troppi pensieri, e rispondevano ai loro bisogni in modo totalmente gratuito e senza volere niente indietro. A Chiavari ci sarà la possibilità di sostenere le suorine, così come le chiamano tutti, nell'arco dell'intera giornata di sabato. Alle 18:30 nei locali della società economica sarà possibile ascoltare la loro testimonianza diretta. Sia al mattino che al pomeriggio, però, in piazza Matteotti, ci sarà un banchetto che offrirà informazioni e raccoglierà le offerte. Nel pomeriggio musica, cioccolata e intrattenimento per i bambini.